campionati, è sempre vicino alle società che organizzano i tornei, che danno la possibilità ai ragazzi di giocare oltre i campionati. È un'attività molto importante, quindi grazie alla società organizzatrice Giovani San Martino e al comitato organizzatrice, l'associazione dei sportivi veterani di Verona e l'associazione Giovani Gol. Permettetemi di fare un altro ringraziamento nell'arco della settimana trovare il tempo di accompagnarli, andarli a prendere, seguirli sui campi, è comunque tempo che è dedicato a loro e grazie davvero perché crediamo che lo sport sia la gestione educativa dopo la scuola importante. Mi complimento con le squadre finaliste, oggi avete giocato da veri atleti, non solo per l'impianto sportivo, ve lo siete guadagnata questa giornata, ma siete stati anche fortunati a giocare a 20 gol e anche per il tempo, cioè giocare col tempo che c'è stato, bisogna essere atleti, correre sotto un tempo così e quindi davvero complimenti. Complimenti ai vincitori, ai finalisti, hanno un anno in meno, quindi siate comunque orgogliosi di quello che avete fatto e complimenti a chi ha fatto la prima finale, terza e quarti. Grazie. Grazie Vittorio, adesso passiamo alle premiazioni, come ho detto prima qua il rappresentante della sezione dell'area di Verona, dal presidente Carlo Figlio al Tommaso Padovani e Francesco Sivo e Berlino Dimitri, i quali trovo giusto che pregano la terna arbitrale, anzi sono in quattro perché sicuramente anche loro hanno preso l'acqua, hanno dato tutto quello che si è stesso, tanto veramente l'altezza della situazione. Bravi. Gli altri che hanno dato il terzo quarto sono stato dei casi, per il primo e secondo posto è stato Francesco Facchini e coadiuvanti dagli assistenti Federico Stangoli e Luca Lorenzoni. Guarda, vedo presentato dalle grandi internazionali che andranno a giocare perché senza di loro il caso non si potrebbe giocare. Ma voi veramente sono tre importanti nel nostro contesto del calcio. Grazie veramente di cuore, complimenti per questo che fate una bella gara a voi. Bravi, grazie. Grazie veramente anche al Presidente, Vice, disegnatore e tutti, grazie a voi. Bene, adesso passiamo alle premiazioni. Allora, quarto posto, una società che sta lavorando. Spacca il filo, testa il filo, adesso va via. Selvaggio. Grazie a Radio Verona che è sempre molto disponibile e preciso. Ora dicevo che la Juventina Val Patino, la società che questi anni sta lavorando molto bene, ha fatto un bel campionato dell'Università di Verona, quarto posto Juventina Val Patino. Vicepresidente dei veterani Roberto Gianosa.
giocato alla grande. Nonostante il campo non fosse dei migliori, avete cercato in tutti i modi di giocare a calcio. Bravi ragazzi, con lo spirito giusto, complimenti al Vino Franca Calcio! Tommy, tranquilla. Sì, che la fa. Video. No, sta tranquilla, ci sta. Premia Ilaria e il grande Rodolfo. Dove